Senatore Cotti. Presidente, signor Ministro, in relazione alle spese effettuate dalla Difesa si chiede se sia disponibile un calcolo delle spese imputabili allo svolgimento di esercitazioni a fuoco presso i poligoni militari italiani. È da rilevare che tra questi costi vi sono anche quelli sopportati dalle comunità locali dei territori che ospitano i poligoni, costi ed oneri di ordine ambientale, inquinamento, incendi, bonifiche, sanitario, malattie contratte da militari civili a causa delle esercitazioni a fuoco, ed economici per il mancato utilizzo alternativo delle aree e limitazioni alle attività già presenti. Ciò detto, si domanda come mai lo Stato italiano non prenda in considerazione l'ipotesi di individuare aree alternative, anche all'estero, più distanti da luoghi abitati e meno pregiate dal punto di vista ambientale rispetto ai poligoni italiani attualmente esistenti, per effettuare il minimo indispensabile di esercitazioni, tagliando quelle ora prevalenti di natura chiaramente non difensiva ma offensiva. I poligoni e gli aeroporti militari italiani vengono utilizzati anche da forze armate straniere. Quanto pagano per utilizzarli? Per i poligoni interforze del Stato di Quirra di Teulada in Sardegna ho sentito parlare di introiti nell'ordine di 50.000 euro per ogni ora di esercitazione. Che percentuale di questi introiti viene utilizzata come indennizzo alle popolazioni locali ospitanti i poligoni? In particolare, secondo quanto si evince dal programma di imminenti esercitazioni presso i poligoni militari in Sardegna, si prevede la partecipazione, oltre che di alleati in NATO, anche di loro partner. Parteciperanno a queste esercitazioni anche forze armate di stati attualmente belligeranti, quali Israele o l'Ucraina? E in caso positivo, quali introiti avrà l'Italia da queste forze armate straniere e quanti costi a fronte di queste entrate? Ci interesserebbe inoltre sapere se sono in programma acquisti, in previsione acquisti di sottomarini, elicotteri o altri mezzi militari nell'imminenza. Grazie. Risponde congiuntamente agli interroganti il Ministro della Difesa, senatrice Pinotti, per 10 minuti massimo. Grazie. Per quanto riguarda il blocco, vorrei ricordare che esiste dal 2011, cioè da 4 anni. Paradossalmente la norma sulla specificità del comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico viene approvata nel 2010. Lo dico perché c'è una sorta di contraddizione in questo. Questa norma, che si applica a quasi tutti i dipendenti pubblici, è particolarmente afflittiva per il comparto, come ha detto lei, senatore Vattuone, perché si basa su un sistema gerarchico funzionale nel quale la progressione di carriera e l'anzianità di servizio sono fattori essenziali. Un blocco di questo tipo penalizza il merito e chi ha più responsabilità e inserisce una disparità di trattamento tra chi ha lo stesso grado e svolge stesse funzioni. Ci tengo a ricordare che i precedenti governi l'hanno introdotta, l'hanno prorogata e non l'hanno risolta. Noi siamo fortemente impegnati a risolvere la situazione. In particolare io e il Ministro Alfano, ma ci sono anche il Ministro, ma con la Presidenza del Consiglio coinvolta. Nonostante la difficile congiuntura economica, che non è più facile delle precedenti, stiamo trovando le risorse. Ancora ieri, come avete letto, alla Presidenza del Consiglio c'è stata una riunione per individuare e condividere le risorse necessarie per poter finalmente sbloccare, e sono fiduciosa che si possa raggiungere questo obiettivo così atteso dalle forze del comparto. Per quello che riguarda il 3%, quest'anno la richiesta è fatta a tutti i ministeri, che devono contribuire allo stesso modo. Noi stiamo scegliendo dove risparmiare. È giusto ed è corretto che non siano tagli lineari, ma vengano fatte delle scelte, e anche quando abbiamo fornito i 400 milioni per gli 80 euro è stata una scelta fatta della Difesa. Stiamo facendo queste scelte in modo oculato, operando riduzioni che ci consentono però di mantenere il grado di efficienza ed efficacia delle forze armate senza che venga meno il livello di sicurezza del Paese. La proposta è all'esame degli uffici tecnici dell'economia, che si stanno confrontando con la Difesa. 2% del PIL è tema del vertice NATO, il 2% del PIL entro il 2020, come ricordava il senatore Mazzoni. Negli ultimi 10 anni le spese della Difesa sono state ridotte del 27%, come attesta il SIPRI, che è un istituto indipendente di Stoccolma. I tagli più forti sono stati fatti nel 2005 e nel governo dal 2008 al 2011, di governi che erano di altra... vi ricorderete quali governi sono. E quindi, oltre ai governi che c'erano in quegli anni, so che lei era in Commissione Difesa, quindi si ricorda quando questi tagli hanno costato in quel momento. La dichiarazione che è stata fatta alla NATO chiede di incrementare le spese fino al 2% in relazione alla crescita del PIL.
Quindi è una richiesta tendenziale da qui a 10 anni, ma collegata anche alla crescita del PIL. In più viene richiesto che ci sia almeno un 20% negli investimenti, e lì l'Italia, diciamo, c'è. Voglio anche ricordare che l'Italia, che attualmente è intorno all'1% come spese per quanto riguarda il settore della difesa, è comunque la forza che maggiormente contribuisce alle missioni in ambito dell'ONU, e diamo massimi livelli capacitivi anche in ambito NATO e dell'Unione Europea. Eviteremo sprechi, ma certamente non verremo meno agli elementi centrali della sicurezza. Sui poligoni, sono molte le domande, cerco di rispondere in modo sintetico alle principali. Le esercitazioni sono indispensabili, se no non si possono tenere le forze armate. Noi non possiamo mandare forze armate in territori anche difficili e pericolosi senza che queste si esercitino. In realtà i fondi per le esercitazioni assorbono una parte significativa della parte esercizio del bilancio della difesa. Tutti i paesi hanno aree addestrative e l'Italia ne ha un'estensione inferiore, ne abbiamo un terzo della Francia, un terzo del Regno Unito, della Spagna o della Polonia. In realtà le esercitazioni si svolgono in Italia, ma anche per l'Italia si svolgono anche in altri paesi dell'Unione Europea o dell'Alleanza. In genere c'è un criterio di rotazione, perché spessissimo le esercitazioni sono fatte in modo congiunto. Noi paghiamo dei contributi ai comuni e degli indennizzi a categorie di lavoratori, in particolare pescatori e pastori. Complessivamente la ricaduta è di 20 milioni, di cui la parte più significativa è per la Sardegna. In questo semestre non sono previste esercitazioni né di Israele né dell'Ucraina. Per quello che riguarda la richiesta sul tema della difesa europea, è un tema molto importante. In questo semestre noi stiamo cercando di fare dei passi avanti. Non credo che vada archiviato. Anche nell'ultima riunione che abbiamo fatto come ministri della difesa di tutti i paesi europei, presieduta dall'Italia, ci siamo posti il problema dei battle group che esistono ma che non sono mai stati utilizzati. Ma come tutti i ministri abbiamo messo a punto una proposta operativa perché comunque si utilizzi questa struttura e quindi si faccia un passo avanti, quindi mettere insieme degli assetti comuni e far andare avanti il progetto del battle group. Sugli F-35 smentisco categoricamente che il Governo abbia disatteso o proceduto disattendendo a quanto contemplato o deciso dalle mozioni approvate dal Parlamento nel giugno e luglio 2013. E dato che è stata mia cura essere molto attento che nessuna delle cose scritte venisse disatteso, da quando è stata approvata la mozione fino a quando non si è conclusa l'indagine conoscitiva e non si è presentato il DPP su cui c'è stato l'assento delle commissioni congiunte, non si è andato avanti in nessun modo sugli F-35. Quindi se qualcuno continua a dire una cosa di questo tipo porta le prove, perché su questo io sul fatto di tenersi a quanto il Parlamento chiede, diciamo, non ho deflettuto in nessun modo. Detto ciò, tutta una serie di altre domande trovano risposte nella relazione che il Governo ha fatto il 24 giugno presentando il DPP. Questo programma è un programma che dove si trova tutto: a che lotto siamo, che numeri ci sono, quali sono i contratti firmati. Basta andare a prendere la relazione fatta al Parlamento. Per questo riguarda il programma, è un programma che va avanti dal 98 e ad oggi è costato 2 miliardi e 700 milioni, quindi in 15 anni. Non abbiamo, per quello che ci riguarda, previsto un aumento di costi, e ci sono una serie di aziende che stanno lavorando, 30 grandi aziende e 60 piccole e medie. L'ultimo punto, per quanto riguarda le sovrapposizioni, il penultimo punto, sovrapposizioni, è un tema molto importante. Per quello che riguarda la difesa, il tema di eventuali sovrapposizioni o diseconomie verrà affrontato con il libro bianco, però il tema che lei ha posto è più onnicomprensivo, è interministeriale. Da questo punto di vista io penso che sia un elemento importante. Non a caso anche il Presidente del Consiglio Renzi su questo ha sottolineato come sia necessario vedere se ci sono sovrapposizioni e dove sono necessari maggiori coordinamenti. Quindi su questo penso che si debba intervenire a 360 gradi e anche nel lavoro della spending review penso che possiamo fare dei passi avanti. Per quello che riguarda la difesa, voi sapete che stiamo facendo una riforma dello strumento militare che prevede già, diciamo, il decremento dei numeri e anche delle strutture, e sicuramente per l'Europa noi spingiamo sugli assetti comuni. Sulle dismissioni e sul tema degli immobili della difesa, su cui il senatore Di Biagio è particolarmente attento,
Noi siamo consapevoli come Governo delle difficoltà incontrate in passato in questo settore che hanno determinato ritardi e diseconomie. Nella determinazione ad operare concretamente e tempestivamente per diminuire i costi improduttivi, rendere disponibili alle comunità infrastrutture non più necessarie, acquisire risorse aggiuntive al bilancio della Difesa, come noto ridotto in questi anni, ho costituito, come lei penso ricordi, una task force che è formata da 14 unità, di cui 10 ufficiali delle Forze Armate esperti del settore, ed ho nominato un consigliere gratuito di settore. In questi 6 mesi sono stati firmati 4 protocolli rispettivamente con i comuni di Firenze, Roma, Milano e Torino, ai quali si aggiungeranno a breve anche altri comuni che interessano 21 immobili o caserme per la loro trasformazione o valorizzazione. Con l'ANCI ho sottoscritto una lettera di intenti per la ricerca di strumenti normativi di semplificazione e accelerazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare. In tal modo sarà possibile valorizzare e riqualificare importanti porzioni cittadine, contemporaneamente ridurre le spese, abbattere il debito pubblico e ridurre i fitti passivi. Il decreto legge Sblocca Italia, appena pubblicato, introduce all'articolo 26 misure e tempi certi nelle attività di valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, a partire dall'individuazione del bene da valorizzare fino all'eventuale nomina di un commissario ad acta. In particolare, individuati i beni immobili da destinare alle finalità di valorizzazione e recupero, entro 30 giorni il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio possono proporre al Comune un progetto di recupero del bene immobile che sarà quindi oggetto di un accordo di programma dedicato. Tale accordo, da concludere entro 90 giorni, costituisce variante di destinazione d'uso che necessita di ratifica da effettuare entro i successivi 30 giorni. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro può proporre la nomina, previa diffida, di un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie alla variante. Infine, si sta operando affinché probabilmente già nel prossimo legge di stabilità siano inserite altre opportunità per la cessione e vendita di ulteriori immobili e alloggi di pregio non più necessari. Grazie.